Unico esempio in Italia in cui queste stejano mantenute le caratteristiche sociali e culturali a un defio di confine del territorio della regione. Con questa acclamazione unanime del Consiglio provinciale, Carloforte è diventata, sia pure a titolo onorario, il 68° comune della provincia di Genova. È stata così premiata la difesa delle radici storiche e culturali di un gruppo di emigrati pugliesi che nel 1540, al seguito delle nobili famiglie dei Grimaldi e dei Lomellini, si stabilirono sull'isola di Tabarca, al largo della Tunisia, e poi nel 1738 in Sardegna sull'isola di San Pietro. È una giornata storica per noi, capite bene, perché per dei liguri che sono andati via 400 anni fa, reduci dalle patrie galere di Genova, rientrare a casa e avere a pieno titolo di nuovo fregiarsi del titolo di liguri anche se d'oltremare, per noi è una cosa che ci inorgoglisce. 2 anni di lavoro hanno portato per noi a un risultato, per la nostra piccola comunità di liguri oltremare, a un successo strepitoso, siamo veramente orgogliosi. Circa 6.000 anime, una configurazione simile a quella di un qualunque borgo marinaro ligure. Un'economia fondata sulla cattura e sul commercio del tonno di qualità destinato ai mercati orientali. Una crescente apertura al turismo in virtù di un ambiente pregiato. Carloforte ha saputo mantenere miracolosamente intatta nel tempo la sua genovesità, a cominciare dal dialetto tramandato di generazione in generazione nell'originale purezza. A questi liguri d'oltremare la provincia, dopo il conferimento del titolo onorario, promette ora un rapporto permanente e un posto particolare nei suoi progetti culturali e turistici. Il caso di Carloforte non resterà però isolato. Nel corso dei secoli la Repubblica Genovese ha lasciato segni e tradizioni ancora ben visibili sulle sponde del Mediterraneo e ora c'è l'intenzione di riscoprire con essi le antiche radici comuni. Alcuni consiglieri hanno cominciato un po' a rivendicare alcune situazioni di colonie genovesi o di presenze genovesi che vanno da Gibilterra a arrivare qui vicino a noi, Gavi Ligure, Voltaggio, Parodi Ligure, Novi Ligure. Ecco, tutto sommato non sarebbe male che ci cominciassimo ad espandere. Le altre province non abbiano nessuna preoccupazione, noi non vogliamo occupare geograficamente, vogliamo soltanto ricondurre la nostra identità a quelli che sono dei luoghi che noi riteniamo siano ancora, nonostante gli aspetti geografici, ancora genovesi.